Sì, la partita è come hai commentato. Abbiamo preso gol su un episodio abbastanza così fortunoso da parte loro. È stata l'unica palla dove il portiere si è fatto trovare leggermente più avanti, ma poi ha fatto delle cose notevoli. La squadra ha risposto bene, numero limitato, eravamo 8 contati, con senza fare nomi, un giocatore con 38 di febbre, l'altro un pochino giù per un infortunio, però questo è così, questo passa il convento e così andiamo a giocare. Hanno fatto una bella partita, hanno reagito abbastanza bene contro una squadra molto solida, molto quadrata, organizzata, con un paio di elementi di spicco e vediamo, poi c'è un ritorno, ma comunque noi dall'altra partita avevo detto, era questo che volevamo fare, reagire nella seconda parte del campionato. Ci siamo riusciti e adesso andremo avanti, vediamo quello che succede. Il progetto all'Italia Calcio, 23 punti su 32 conquistati nel girone di ritorno. Non c'è un pizzico d'amarezza per non essere riusciti da subito a trovare quella chimica che va permesso sia con l'individualità che con la forza comunque del gruppo, tante volte giocando anche in 8 contati, di trovare degli ottimi risultati e di essere una delle migliori squadre per score di punti nella seconda parte. Sì, ma senza rimpianti. C'è una canzone molto bella francese, dice appunto non mi pento di nulla. È andata così. Il discorso è molto semplice. Ci siamo arrivati tardi a fare una cosa fatta bene e questa ci può essere che perdi una partita, anche se quella è importante. Vediamo il ritorno che succede, ma sempre a testa alta, con molta tranquillità e molta serenità. Hai visto delle individualità stasera, ripeto, non faccio nomi, ma insomma Calcaro ha fatto una partita splendida, anche lui adesso te lo dico, ha l'infortunio che si porta appresso dall'altra settimana al polso, per cui non è un pugno d'eroi, è un gruppo di ragazzi che ha giocato bene, ha giocato serenamente contro una squadra forte. Una domanda invece al Carlo Foschi, l'ultima, appassionato di Lega Calcio 8, il progetto all'Italia Calcio comunque vada anche la partita di ritorno, continua sulle stesse basi che avete comunque messo a punto quest'anno? Speriamo di sì, non dipende soltanto da me, dipende dal gruppo di ragazzi, dipende da un allenatore, da una situazione. Noi avremo intenzione di andare avanti e proseguire, vediamo quello che succede. Grazie e complimenti, in bocca al lupo a Carlo Foschi.